È un tema di eguaglianza e di democrazia, secondo me, del quale mi sono anche molto occupata a livello nazionale, e devo dire che questo 14% al quale lei accennava è frutto di una conquista, perché fino a 5-6 anni fa il tasso era oltre il 20%, quindi l'Italia ha un tasso di dispersione alto rispetto ad altri paesi, ma sicuramente lo stiamo abbassando. Il vero problema è che c'è molta sperequazione territoriale, perché ci sono regioni tipo il Veneto che hanno una dispersione che sta ormai nelle medie europee, siamo intorno al 7-8% di dispersione scolastica, e regioni che continuano ad avere una dispersione molto alta. Penso alla Sardegna, penso alla Sicilia, alla Campania, cioè, giriamo ancora tranquillamente oltre il 15% e andiamo anche sul 20%, in alcuni casi 25%. Quindi il problema è molto localizzato e speriamo che, diciamo, questa situazione non porti a una recrudescenza un po' generalizzata della dispersione.